Siamo qui con il capitano Lazzaretto, capitano di Padova, formazione che ha perso 3-2. Una battuta su questo incontro, cos'è che non è andato? Abbiamo mollato gli ultimi punti di ogni set che abbiamo perso. Loro hanno giocato bene, hanno giocato con grinta, ma potevamo farcela con quello sprint finale in più che è mancato. Non ci aspettavamo una Treviso così in ricezione dalle ultime gare che avevamo visto, e non ci aspettavamo una Treviso così al centro, quello sicuramente. Poi è una gara secca dove loro forse avevano il dente avvelenato per l'anno scorso, sconfitti in semifinale, fuori dalle finali nazionali. Riconfermarsi non è mai una cosa semplice, bravi loro. Siamo qui con il capitano Mazzon del Volley Treviso, un'analisi tecnica su questa vittoria su Padova. Il primo set siamo stati bravi a recuperare, poi il secondo e il terzo abbiamo un po' mollato, però ci siamo vista brutta alla fine del terzo set, però grazie anche al nostro posto e a qualche elemento della nostra squadra che ha fatto il suo, siamo riusciti a portarlo a casa. Il tie break siamo stati bravi a recuperare e siamo molto contenti di questa bella prestazione, ci voleva proprio. Mister Zanin, Volley Treviso, qual è stato il vostro punto di forza in questa vittoria su Padova che vi ha dato la finale regionale dell'Under 19? Io credo che sia stato quello di crederci sempre, perché ci sono stati dei momenti di difficoltà, in particolare al quarto set dove siamo stati sotto di diversi punti e la squadra ha continuato a crederci fino all'ultima palla. Quindi se devo dire una cosa che non è di tecnica ma è senz'altro motivazionale, proprio di carica agonistica, è questa qui.